Fabbrica di mattoni a Tortosa, 1909, olio su tela, San Pietroburgo, Hermitage. Le ricerche cubiste di Pablo Picasso giungono a un punto decisivo. Nell'autunno dell'anno prima egli ha conosciuto Georges Braque, con cui ha un fitto scambio di idee. Le sue condizioni economiche migliorano grazie al mercante tedesco Daniel Henry Kahnweiler ed egli può dedicarsi alla pittura senza preoccupazioni. Durante l'estate si reca con Fernand in Spagna a Horta de Ebro, nella provincia di Tarragona. Si dedica ancora ai paesaggi e prosegue gli esperimenti fatti alla Rue des Bois. Nasce così quello che viene definito cubismo analitico o primo cubismo. La realtà viene analizzata e semplificata nei suoi elementi geometrici costitutivi. In questo caso gli edifici sono ridotti a parallelepipedi. Tutto quello che è ritenuto superfluo viene eliminato e, come dichiara Braque, l'artista giunge a esprimere l'assoluto e non l'apparenza illusoria. Per ulteriori approfondimenti e curiosità, visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.